Allora, tra l'altro c'è anche l'altro problema di coloro che sono andati a lavorare tipo a 15 anni e che dovranno lavorare per conseguire la pensione di vecchiaia sino a dei limiti spropositati. Passo la parola a voi, cominciamo da Franco Piacentini, indifferente. Alle obiezioni che hanno posto le nostre parti politiche, sempre su questo discorso, che cosa si può fare, qual è il problema e dove sta il problema secondo lei? Sì, allora io credo che il sistema previdenziale nel suo complesso debba entrare a pieno titolo all'interno del welfare di questo Paese, se no non ne usciamo qui. Il sistema previdenziale regge se abbiamo delle politiche efficienti sul versante occupazionale, il sistema previdenziale regge se abbiamo dei servizi pubblici efficienti e non a carico dei cittadini, mi riferisco alla compartecipazione in sanità, in assistenza, altrimenti il sistema nel suo insieme non regge. Poi, onestamente, bisognerebbe... Io lo interrompo un attimo proprio per spiegare anche ai nostri telespettatori, perché abbiamo la spesa sociale italiana è il 30% del PIL, quindi welfare rientra tutto, no? Abbiamo le pensioni circa il 15% del PIL, la sanità l'8%. Facendo le somme arriviamo al 50% del PIL, tutto il resto viene smembrato nei vari ambiti. Quindi è già una quota importante se prendiamo tutto il welfare però, perché abbiamo già il 50% del PIL. Ma regge se tutto l'insieme, ripeto, è in equilibrio. Allora, io ritornerei alla riforma cosiddetta, la riforma Dini, quindi la riforma datata, perché in Europa quella riforma era stata valorizzata ed era stata considerata una delle migliori riforme a livello europeo, quindi non capisco adesso perché si debba mettere praticamente in discussione quella riforma. Quella riforma si appoggiava praticamente su un presupposto di un pezzo di previdenza pubblica e un pezzo di previdenza cosiddetta complementare, o meglio contrattuale, all'interno appunto dei famosi fondi di categoria. Si passava da un sistema retributivo come calcolo a un sistema contributivo. Quindi il sistema in prospettiva di 50 anni, perché quella era la prospettiva, si andava a regime in un sistema che andava in equilibrio, senza particolari costi. Noi abbiamo un'anomalia in questo Paese. Quando si parla di pensioni, noi parliamo sempre di pensioni all'ordo. Pensioni all'ordo che poi subiscono minimo il 25% di trattenute fiscali. Abbiamo le tassazioni più alte in assoluto in Europa. Appunto. Quindi quando parliamo anche di un costo del 17% del PIL, bisogna tenere conto anche di questi parametri qui. Poi molte persone dicono io prendo una pensione bassa, no? Allora dobbiamo capire che col sistema, anche quello retributivo e anche quello contributivo, il nostro sistema si regge attraverso un percorso di trattenute previdenziali. Questo famoso 33% che è la somma di quello che versa il datore di lavoro e quello che versa il lavoratore, oppure circa il 22-23% dei lavoratori autonomi. Allora, quando si fanno questi ragionamenti delle pensioni basse, pensioni alte, pensioni baby, non pensioni diciamo baby, dobbiamo distinguere cosa è successo in questo Paese qui. Intanto le pensioni baby, come si diceva prima, è stato diciamo, un favore cosiddetto elettorale di un periodo passato. Quando si parla di pensioni medio-alte, io voglio capire se quelle sono pensioni, sono privilegi, o se sono pensioni dettate da versamenti effettivamente dei contributi fatti da quel lavoratore, da quell'impiegato, da quel quadro, da quel dirigente. Quindi non sono privilegi, quindi sono diritti perché sono un frutto di un versamento contributivo. I privilegi sono altri. I privilegi sono persone che non hanno magari lavorato tanto e che si trovano pensioni magari elevate. Quelli sono i privilegi, è la distorsione che va modificata. Ma segretario, Presidente, però ci sono queste distorsioni? Sì, io sono d'accordo. Quelle vanno cancellate, vanno cambiate, quelle regole lì che hanno determinato i privilegi. Ma le pensioni medio-alte sono il risultato di un versamento contributivo. Soprattutto del privato, perché nel pubblico è tutto relativo. Privato e anche pubblico ovviamente, perché anche i lavoratori pubblici fanno i versamenti contributivi. Sì, però sono soldi che vengono sempre dallo Stato. Però scusa, ma è un sistema contributivo comunque di versamento, sì. Perché se adesso dobbiamo mettere in contrapposizione il lavoro privato e il lavoro pubblico non ne siamo. Dire lavoro autonomo, lavoro autonomo anche loro fanno il loro versamento, hanno anche loro praticamente la pensione. Allora io credo che bisogna ritornare su alcuni punti fermi. Primo, bisogna capire appunto come nasce una singola pensione, quindi la sua storia. Secondo, noi non siamo oggi nelle condizioni di chiedere un sacrificio ai padri o ai nonni, perché la media delle pensioni, l'ha detto lei prima, non arriviamo ai 1.000 euro mediamente. La stragrande maggioranza arriva sui 1.000 euro al mese di pensione. Il problema di fondo per i giovani è che in questo Paese non ci sono politiche efficienti di lavoro, di occupazione.
Perché quando tu hai quasi 20 milioni di voucher in questo paese, non crei una prospettiva previdenziale per quelle persone lì. Quando hai precari, quando hai giovani che fanno lavori stagionali, quando lavorano 3 mesi all'anno, tu non dai nessuna certezza. La preoccupazione che hanno oggi i padri e i nonni è questa per i figli e i nipoti. Quindi un sistema va regolato. Qual è il punto debole di tutto questo meccanismo qui? Che noi abbiamo il presidente dell'INPS, che è un soggetto chiamato a governare, che esprime linee, che esprime proposte, che esprime indicazioni. Quello che manca è la cabina di regia. Il governo deve chiamare le parti sociali a confrontarsi, a concertare un sistema previdenziale in grado di reggere, sia per i pensionati presenti ma soprattutto per le nuove generazioni. L'appunto che faccio io al governo è che è sordo nei richiami che fanno molto spesso le organizzazioni sindacali dei pensionati, comprese quelle dei lavoratori autonomi, e non ascolta questa voce qui, che è una voce, diciamo, popolare della gente che ha bisogno di avere certezza per le pensioni presenti, ma soprattutto prospettive per i giovani. Ecco Presidente, io tempo fa ero a Roma in un dibattito e ho fatto proprio questa domanda a Boeri, perché lui sosteneva e sostiene che l'INPS debba trasmettere all'esterno informazioni. Infatti è il primo Presidente che trasmette informazioni su quello che sarà a suo dire la pensione, l'entità delle pensioni, dà informazioni. Allora io ho chiesto qual è la differenza, dove è il limite tra l'informazione e la propaganda politica, perché a me sembra che alcune esternazioni del nostro Presidente Boeri dell'INPS siano più attività politiche piuttosto che di contenuto. Sì, io credo che il Presidente dell'INPS faccia bene a esprimere liberamente le proprie opinioni e passare anche indicazioni, informazioni e dati al governo. Il problema di fondo è che non è poi lui il soggetto chiamato a concertare, deve essere il governo che chiama le parti sociali a definire un sistema previdenziale in grado di reggere. Ecco, lei accennava prima alla riforma Dini, accennando al discorso della previdenza complementare. Sì. Come mai non è decollata secondo lei? Beh, intanto non è decollata anche perché negli ultimi anni c'è una crisi occupazionale enorme, quindi non è che un lavoratore che fa stagionale abbia il pensiero di dire beh, verso il mio 1% e il 2% a carico dell'impresa. Però allora c'erano ancora i margini? Prima c'erano i margini, sì. Allora, la pensione complementare aveva uno scopo se c'erano anche degli incentivi, diciamo così, fiscali per incentivare sia il lavoratore e anche praticamente l'impresa a fare i versamenti all'interno di questi fondi, diciamo, complementari contrattuali. Poi sinceramente si è fatta anche una campagna denigratoria contro il sistema complementare, perché sembrava che andassero su fondi per speculazione e quant'altro. Non è così, perché è un sistema controllato, ci sono delle commissioni preposte che sono composte sia dai rappresentanti dei lavoratori che dai rappresentanti dell'impresa, e più c'è un organo di controllo. È attuale ancora o non più? Sì, per me sì. Ma no, torniamo dopo sulla complementare come estrema ratio per vedere. Perché sono le due gambe del sistema, reggono se tu hai queste due gambe, un pezzo di garanzia pubblica e un sistema complementare. Se tu le metti insieme riesci a dare una prospettiva ai giovani. Però, ripeto, sempre il punto di partenza è che tipo di politica attiva del lavoro fa questo tipo di. Come è stato chiamato in causa Tito Boeri, vediamo un attimo il secondo contributo, che dopo do la parola anche a Luigi Bombieri e continuiamo il giro. Vediamo dalla regia l'altro contributo che parla proprio di questo, quindi del ruolo particolare del Presidente dell'INPS. Seguiamolo. Prelevato dall'università e dal pensatoio riformista della Voce.info, alla fine del 2014, la vigilia di Natale, Tito Boeri fu nominato dal governo presidente dell'INPS. Una nomina sorprendente, estranea alle logiche consociative che in passato erano prevalse nella gestione del colosso che ogni anno per la previdenza e l'assistenza spende 200 miliardi di euro. Qualche mese dopo la nomina, Boeri presentò un piano per riformare la legge Fornero. Il piano prevedeva 5 interventi. Il primo era l'introduzione di una rete di protezione sociale dai 55 anni in su per quella fascia di lavoratori che maggiormente aveva patito la crisi economica di questi anni. Il secondo era lo stop alle ricongiunzioni onerose, sostituite dal cumulo gratuito degli spezzoni contributivi maturati in diverse stagioni della vita lavorativa. Con il terzo punto, chiamato armonizzazione, Boeri puntava a comprimere alcuni privilegi, a cominciare dai vitalizi dei parlamentari. Un'ulteriore proposta era quella di consentire ai pensionati di versare nuovi contributi per incrementare l'assegno maturato. Ma il punto centrale della riforma Boeri era la pensione flessibile, cioè la possibilità di andare in pensione prima, mettendo in conto una riduzione dell'assegno.
La flessibilità in uscita è stata al centro del dibattito politico e giornalistico degli ultimi mesi, indicata più volte dal Presidente del Consiglio come il sistema per superare le rigidità della riforma Fornero. Alla fine però non è entrata nella legge di stabilità, provocando la delusione del professor Boeri e delle migliaia di occupati senior, soprattutto donne, ai quali era stato promesso che avrebbero finalmente potuto godersi i nipotini. Segretario, ritorniamo al punto di inizio quindi. Tutto sommato il Presidente dell'INPS si era anche pronunciato con cose concrete, quindi sì, esternazioni anche magari dopo successivamente politiche, però nulla di fatto. Voi come la vedete? Perché voi vi siete anche a livello nazionale attivati, avete reagito? Sicuramente, ma qui bisogna fare un passo indietro, perché si sente parlare e ognuno ha espresso il proprio punto di vista condivisibile, ma il problema di fondo rimane sempre uno: non ci sono le risorse, non ci sono tanti pensionati e pochi lavoratori, e quindi creiamo il lavoro e quindi tutto quello che si vuole. Un tempo era l'opposto: pochi pensionati e tanti lavoratori, quindi le casse degli enti previdenziali erano stracolme. Se noi andiamo a vedere quante proprietà sono ancora dell'INPS o dell'INPDAP, palazzi interi, strutture intere, c'è un patrimonio immobiliare ancora in giro, perché c'erano tanti contributi versati. Tendiamo sempre di più a stravolgere la situazione perché aumenteranno paurosamente. Io ricordo da giovane i primi passi nel sindacato, era nel 78 che la CISL lanciò l'allarme. Attenzione, perché di questo passo, perché la scala demografica aveva un indice, e di questo passo i nodi arriveranno al pettine. Ma nessuno la colse perché erano provvedimenti impopolari e nessun politico li voleva mettere in campo. Oggi siamo costretti. Ai discorsi di prima. E oggi siamo costretti. Non c'è finora nessun governo che sia riuscito a risolvere il problema. Perché? Perché mancano le risorse. Quindi il discorso delle pensioni d'oro, benissimo, noi siamo più che favorevoli al di sopra di una certa soglia, ma come è già stato detto, quella non è la soluzione del problema. Però almeno sarebbe giustizia sociale, perché se ci fosse da contribuire i padri, credo che in proporzione, e noi l'abbiamo detto più volte, siamo anche d'accordo, ma vogliamo avere quella giustizia sociale, perché se torniamo indietro al provvedimento della riforma Fornero, è stata votata dagli stessi partiti che oggi la contestano, e anche noi come sindacato non è che abbiamo fatto grandi salti. Infatti questo perché? Perché in cambio c'era stato promesso equità, sviluppo, c'erano le famose parole, e rigore. Noi abbiamo visto solo il rigore, l'equità non la vediamo. I tentativi di metterci le mani sopra è anticostituzionale, c'è il ricorso e non ce ne va in fondo. Allora, è inutile continuare a rabattarsi attorno, perché il problema oggi è questo, ma tra un po' d'anni, le future, ma non le generazioni, quelle dopo delle nostre, parlo dei nostri nipoti, perché noi abbiamo una pensione che penso insomma che quello che abbiamo dato a questo Paese, abbiamo versato i contributi e penso che ce la siamo guadagnata. Però non è che non siamo d'accordo di contribuire nel caso ci fosse bisogno, tanto ogni tanto arriva fuori qualcosa. La riforma delle pensioni non si ferma mai, è sempre in movimento. Quante ne sono state fatte? È una riforma, una di seguito all'altra, e il problema non si risolve. Ecco, quindi se si trattasse di questo, ma con equità, ognuno in proporzione a quello che ha. Le pensioni basse, è vero che ci sono delle pensioni basse, ma se vi ricordate, noi perlomeno lo ricordiamo benissimo, quelli che hanno le pensioni al di sotto di una certa soglia, è perché non hanno versato contributi? Fino a una ventina d'anni fa, quanto lavoro nero c'è anche oggi, ma quanti lavoravano in nero e non versavano contributi? E oggi per forza hanno la pensione bassa, quindi non devono lamentarsi se non hanno versato i contributi. Quindi quello che dico sempre anche quando c'è qualche intervista, non parlate di pensionati che vivono al di sotto della soglia o al di sotto di 1.000 euro,
dite piuttosto i pensionati che percepiscono al di sotto, che è ben diverso, perché c'è purtroppo qualcuno che deve vivere con quella pensione, ma molti hanno la pensione bassa, vanno a fare l'ISEE, quindi accedono anche alle agevolazioni, però sono proprietari non si sa di che cosa. Voglio dire, ecco, stiamo attenti a questo discorso. L'ultima cosa, sì. Da quanto tempo è che sentiamo parlare di separare la previdenza dall'assistenza? Io lo voglio ricordare, nelle casse dell'INPS deve far fronte anche all'assistenza, che dovrebbe essere un problema sociale, non previdenziale. Quindi se noi separassimo queste due situazioni vedremo che forse, ma non è lì il punto, magari poi ci ritorniamo se vuole. Sono d'accordo. Posso fare segretario, visto che lei parla di giustizia sociale, abbiamo parlato di giustizia sociale, l'importanza, e che giudizio dà sulla legge 564 del 96, quella che ha consentito anche a diversi, anche sindacalisti, di poter usufruire una pensione ulteriore rispetto a quella, nonostante abbiano lavorato solo un mese? Sono cose che conoscete meglio di me. Che giudizio dà? Non esiste nel sindacato quei privilegi. Attenzione, perché qua si rischia anche di dire delle cose non vere. Voglio dire, basta. Che giudizio date? Il giudizio che do è semplice, senza entrare dentro nella materia, perché è anche complicata. Non è che il sindacalista sia sceso da Marte, santo puro, è un italiano, quindi anche dentro nel sindacato, come dentro nella politica, come dentro, si può dire, nel Vaticano, nella Chiesa, succede di tutto. Quindi se c'è stato qualche furbetto, c'è stato anche nel sindacato, parlo del mio sindacato. Quindi condanna senza mezzi termini. Il nostro segretario nazionale ci sta mettendo male, perché bisogna fare pulizia, bisogna con delle regole rigorosissime, perché i furbetti non possono, figuriamoci se un sindacalista possiamo permettere di andare in piazza a condannare alcune cose e poi siamo noi i primi a farle. No, non esiste. Dopo magari anche se torniamo su questo discorso, se deve aggiungere qualcosa. Che in qualche caso diventi il sistema, che non è così il sistema. Appunto. No, ma volevo sapere che cosa pensavate. I sindacalisti percepiscono una pensione in base ai contributi versati. Sono contributi versati aggiuntivamente, ma sono contributi versati. Non è che l'INPS eroghi una pensione senza contributi, sono contributi, c'è una parte cosiddetta contributiva figurativa, prevista dalla legge 300 in questo caso, e c'è una quota di versamento reale di contributi in base alla retribuzione del sindacalista, ma non ci sono sistemi di privilegio, non dobbiamo fare confusione. Insomma, qua è successo, potremmo entrare nel caso. Non entriamo nel merito specifico. Allora, siccome devo andare in pubblicità, così dopo do la parola tranquillamente a Maria Pistorello, e anche sono stati chiamati in causa gli autonomi, quindi gli agricoltori che hanno queste esatto, sentiamo che cosa dicono. Rapidissimi, pubblicità, poi ritorniamo insieme.